Gianmaria, posso dirtelo? Sì. È stato uno spettacolo, sono stato in cucina e c'era uno chef, sembrava un direttore d'orchestra che suonava la batteria. Sui quercioli, sul quercio, sui quercioli, sui quercioli. C'era una decina di pentole. Più o meno, anche di più. È abituato, è Che bravo, bello. è bravo. È la magia del riso. Sì, e poi sono bravissimi perché come veramente hai detto tu, come un'orchestra, no? Perché deve in qualche modo gestire molte comande, perché qua facciamo decine e decine di tipologie di risotti e deve avere una concentrazione, perché il risotto per esempio agli asparagi deve partire con asparagi, il risotto con l'anatra deve partire, quindi devono essere molto bravi e concentrati. Infatti io sono molto fiero della mia squadra cuochi delle nostre risotterie. Però quello che vince sempre, siamo a Isola della Scala, è quella isolana, no? È quella isolana, quindi il piatto storico delle famiglie, della gente di Isola. Certo. È fatto con carne di maiale e vitello. Ok, noi così in modo un po' inappropriato diciamo il tastasale, ma non è così perché il tastasale è solo maiale. È solo maiale. Ok, isolana ci vuole un po' di vitello. Circa l'80% del peso del riso, quindi 1 chilo di riso, 800 grammi di carne che si cuoce nel burro con del rosmarino, con un goccino di vino bianco a parte, in una casseruola a parte, mentre dall'altra parte si cucina il riso con la proporzione identica, 1 bicchiere di riso, 2 bicchieri di brodo. Si fa cuocere il riso, quando il riso ha assorbito tutto il brodo si aggiunge la carne e si mescola tutto con la particolarità con del grana padano tendenzialmente stagionato 24 mesi, profumato di cannella. Cioè ragazzi, come fa a non venire fame ad ascoltare Gianmaria? Meno male che sono già qua, meno male. E anche c'è il risotto pronto. E c'è il risotto pronto e lo sarà anche a Risosterie dal 24 al 27 aprile, qui a Isola della Scala, dove sarà presente anche il nostro amico Gianmaria con la sua bella cucina. Con tutti i nostri ragazzi cuochi. Con tutti i ragazzi, quindi potete sbizzarrirvi anche lì a chiedere il risotto all'isolana e quello alla marrone, mi pare. Sì. Ragazzi, ci vediamo a Risosterie. Diventa freddo, vero? Sì. No, dammelo mi questo qua. No. No, dammelo. Ti mangia questo qua, ti si grasso No. e la verdura. Ecco. Ciao. Amici.